Buongiorno da Leandro Maggi, interessante incontro al Museo della Bonifica di Cavendramin nel comune di Taglio di Po con una delegazione turca ospite del Delta dell'autorità distrettuale di bacino del fiume Po. Il progetto, denominato TAIEX, ha visto questa delegazione impegnata in varie zone del nostro fiume, in Emilia-Romagna e in Veneto, dal 7 al 9 novembre 2022. Ascoltiamo Ludovica Ramella, accompagnatrice assieme ad altre colleghe di questa delegazione, sull'importanza di questo incontro. Buongiorno, cos'è questo progetto? Io sono Ludovica Ramella dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po all'interno di TAIEX, che è un programma promosso dalla Commissione europea per il supporto alle pubbliche amministrazioni, che riguarda uno scambio di buone pratiche tra i Paesi membri dell'Unione Europea e i Paesi esteri. All'interno di questo contesto la Turchia ha richiesto espressamente di venire in Italia per studiare dei modelli della modellistica di previsione sui cambiamenti climatici e sulla gestione della risorsa idrica, che sono state implementate proprio all'interno dell'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e all'interno del distretto idrografico del fiume Po. In questo contesto abbiamo ospitato una delegazione turca che in questi giorni sta visitando dei punti importanti che riguardano appunto la gestione della risorsa del fiume, e in particolare all'interno del bacino del Po oggi ci troviamo alla Fondazione Cavendramin proprio perché è un elemento fulcro della bonifica e delle aree del territorio veneto che possono raccontare quali sono le risorse ma anche le difficoltà e le peculiarità di questo territorio. Andremo a visitare la barriera antisale e ci sposteremo poi nel pomeriggio verso il delta per visitare il delta del Po insieme al parco regionale dell'Emilia Romagna.